Presto Agrigento potrebbe avere il corso di laurea in educazione e interpretazione del patrimonio storico, archeologico e artistico dell'Università degli Studi di Palermo. Lo ospiterebbe Villa Genuardi e l'iter per l'attivazione è già a buon punto. L'idea presentata oggi alla stampa. Sentiamo. Agrigento si avvicina a grandi passi ad avere una possibilità di laurea in archeologia del patrimonio. Di cosa si tratta? Sì, allora si tratta, intanto siamo in fase di progetto, ma tra pochi giorni speriamo di poter presentare proprio la proposta definita di un corso che non esiste finora in Italia in questi termini, interclasse tra archeologia e storia dell'arte. Però è un corso dedicato all'educazione e interpretazione del patrimonio, che questo aspetto dell'educazione è particolarmente importante da quando la Comunità Europea, nella cosiddetta Convenzione di Faro, ha determinato che la fruizione del patrimonio culturale, quindi l'educazione al patrimonio, è un diritto di tutti gli individui. E quindi l'educazione è una parte essenziale per la costituzione dei cittadini europei, dei cittadini del mondo. Per cui noi vogliamo strutturare questo nuovo corso per venire incontro all'esigenza di proporre dei programmi educativi per i ragazzi, per gli adulti, per la formazione continua, che li aiuti a comprendere e ad amare il patrimonio che c'è, in cui siamo immersi. La storia greca ad Agrigento diventa un elemento fondante di quello che è il suo DNA, quindi ha una particolare importanza. Certo, anche perché per comprendere il patrimonio culturale non possiamo ovviamente svincolarlo dal contesto storico, dobbiamo per forza conoscere bene la storia e gli eventi storici, così contestualizzare ovviamente anche il patrimonio culturale. Spesso io noto che i turisti ne sanno più di noi della storia della nostra terra e questo non è bene. È bene che i nostri ragazzi, i nostri studenti siano sempre ben informati, siano consapevoli delle nostre radici culturali, della nostra storia che è lunghissima e molto ricca. Per Agrigento significherebbe veramente un grande ritorno allo studio dell'archeologia, alla formazione in questo senso e anche all'approfondimento della storia dell'arte. Sì, siamo molto contenti di creare questa partnership sia con Agrigento ma anche con i colleghi archeologi. In fondo il patrimonio della Sicilia e il patrimonio agrigentino è fatto di archeologia ma è fatto anche di storia dell'arte, con tanti monumenti che parlano veramente dell'arte nei suoi diversi secoli. Quindi è importante questa apertura al territorio ed è importante che l'Università di Palermo ritorni sul territorio che per un po' di anni è stato un po' messo da parte. Quindi siamo molto entusiasti di cominciare questa nuova avventura. Il nostro intento con questo corso interclasse in archeologia e storia dell'arte che stiamo cercando di mettere su, di organizzare, è quello di riportare ad Agrigento alcuni aspetti dell'offerta formativa nell'ambito dei beni culturali e quindi di lavorare non soltanto in questa direzione per riprendere appunto le fila di un discorso interrotto alcuni anni fa, ma anche quello di realizzare possibilmente una scuola di specializzazione e lavorare una scuola di specializzazione in archeologia e di lavorare appunto nel potenziamento dell'offerta formativa nell'ambito dei beni culturali, che credo che ad Agrigento, per la sua storia e anche per le prospettive future, Agrigento capitale della cultura, credo che sia qualcosa che possa andare incontro, che vada realmente incontro alle esigenze, alle richieste che vengono dalle comunità. Peraltro è qualcosa che è stato richiesto più volte da parte della comunità, da parte degli attori locali, e quindi questo è il nostro obiettivo, il nostro tentativo, riprendere le fila di un discorso e soprattutto creare nuove opportunità diversificate, perché a chi è rivolto questo corso? Una platea abbastanza larga? Sì, la platea è abbastanza ampia perché
è per l'appunto un corso interclasse, cioè rivolto sostanzialmente ad archeologi e a storici dell'arte, ma con una formazione in uscita, una formazione professionale diversa, un po' diversa da quella dell'archeologo e dello storico dell'arte, perché è rivolto a chi voglia fare attività di progettazione, di educazione al patrimonio. È un po' il titolo che abbiamo dato a questo corso, proprio con l'obiettivo di andare oltre, di unire una serie di potenzialità, di competenze che possano servire proprio nei termini di progettualità, ed è rivolto anche agli operatori della scuola e ai docenti che volessero attraverso questo corso formarsi ulteriormente rispetto ad alcune specifiche proprio peculiari dell'attività del docente, della programmazione di È una triennale o una specialistica? No, è una laurea magistrale. Un tempo per l'appunto si chiamavano specialistiche. È una laurea magistrale perché mira appunto ad una formazione superiore, quindi non una laurea di base che, devo dire, ormai sulle sedi decentrate tendono a non realizzarsi anche per numeri di iscritti che sono ovviamente potenzialmente diversi rispetto a una magistrale. Avete identificato una sede per Agrigento? La sede è ovviamente dovrebbe essere ovviamente la sede storica in cui sono stati anche in passato i corsi di beni culturali e di archeologia, cioè Villa Genuardi. Ovviamente si tratta di un'attività in fieri. Noi oggi abbiamo un incontro con gli stakeholders, con chi è interessato a conoscere, a comprendere quali potenzialità ci sono, e c'è tutto un percorso che deve passare attraverso approvazioni presso l'Università di Palermo, presso il Ministero, quindi è un processo in corso il nostro, e quindi anche la precisa allocazione della sede sarà legata a questo, ma ragionevolmente sarà la sede di Villa Genuardi.